Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, io ho appena parcheggiato perché è da tutto il viaggio che provo a vedere come sarebbe venuto questo video. Io volevo parlarvi del nuovo servizio di newsletter. Da qualche giorno, beh, in realtà da una decina di giorni, potete vedere sul mio profilo, quello privato e quello professionale, il fatto che dal 4 settembre partirà un servizio gratuito di newsletter. Newsletter legate a tematiche filosofiche, psicologiche, sulla comunicazione, sul coaching, tante belle tematiche, quelle che a me interessano. Avremmo dovuto iniziare appunto il 4 settembre, però ragazzi, in realtà siete già tanti e questo veramente mi riempie di gioia perché ho visto che tante persone quindi hanno in qualche modo riconosciuto il valore del lavoro che sto portando avanti, si sono iscritte e sono lì che attendono il prossimo contenuto, no? La prossima newsletter, quindi non aspetterò il 4 settembre perché sennò dovrei aspettare parecchio. La prima newsletter uscirà questo mercoledì, quindi mi raccomando, iscrivetevi. Se magari non lo so, avete aspettato quel momento fatidico, incredibile per farlo in un secondo momento, oppure volevate vedere con qualcuno come fare, bla bla, beh, non c'è più tempo. Mi raccomando, fatelo perché altrimenti vi perdete la prima newsletter. Io non vedo l'ora di partire, infatti ne ho scritte una decina, le scrivo io a manina, non mi metto a farle con ChatGPT. Sono tutti dialoghi tra Laila, il pazzo e il gatto Morgan, che se avete letto Nudo Errante conoscete già, quindi avete anche a disposizione dei punti di vista un po' diversi, no? Perché Laila è più razionale, il pazzo è più, non lo so, è più pragmatico, un po' più idealista e anche senza peli sulla lingua. Dall'altra parte c'è anche il gatto Morgan che porta la sua ingenuità, la sua freschezza, la sua semplicità nel dialogo per affrontare tematiche veramente belle e utili per tutti. Vi svelo anche quali sono, magari quelle iniziali. Iniziamo con quelle che a me interessano maggiormente, o perlomeno quelle che mi interessano in questo momento, quelle che secondo me sono tra l'altro tra le più importanti. In questo periodo io mi sono focalizzata molto sull'importanza dei bisogni nell'agire umano. C'è qualcuno, anzi, in questo periodo storico quelle persone sono anche tante, ci sono tante persone che pensano che l'uomo sia razionale, che il suo agire sia portato avanti, venga deciso su base razionale. Perché? Perché qualcuno prima di noi, prima di lui, ha detto che siamo animali razionali, illustre, quelli illustri di tanto tempo fa, no? Ecco, e sulla base di questo e di tanto altro che si è detto dopo, veramente l'uomo si è convinto di essere razionale ed è una merita cavolata. L'uomo non è razionale, l'agire umano trova il suo fondamento nei bisogni. L'uomo agisce per soddisfare i suoi bisogni, che non hanno niente a che fare con l'etica. Ci piacerebbe che i bisogni fossero etici e alle volte hanno anche qualcosa a che fare. Alle volte riusciamo ad allinearci all'etica con i nostri bisogni, ma è difficile e ultimamente sembra una cosa quasi impossibile. Cioè, l'uomo di oggi, l'uomo del 26 agosto 2024 fa una fatica incredibile ad allineare i suoi bisogni con l'agire etico. Siamo tutti dei grandissimi individualisti. Perché? Perché siamo pieni di bisogni inappagati, inascoltati, oppure che vengono appagati in modo disfunzionale. E questi bisogni spesso e volentieri non sono neanche coscienti. Ci direzionano l'agire senza che noi ce ne rendiamo conto. Quindi, adesso non voglio spiegarvi la newsletter, assolutamente no, vi lascio leggerla per poi evidentemente trarne le vostre conclusioni. Ad ogni modo,
le prime newsletter sono dedicate appunto al ruolo che hanno i bisogni nella nostra vita, nella nostra quotidianità, partendo dalla relazione bisogno e comunicazione. Come fanno i bisogni a muoverci a livello comunicativo e poi tanto altro che vedremo. Questo perché? Perché ovviamente in un processo di crescita, di cura o addirittura di guarigione dobbiamo imparare a relazionarci con quella parte di noi, la parte più intima, che è quella appunto legata ai bisogni e al loro soddisfacimento. E qui ragazzi, ed ecco qua ragazzi, quindi mi raccomando, come vedete c'è tanta roba sul piatto, entrate, se volete, entrate in questa bellissima comunità che vorrei creare, una comunità di persone che vogliono crescere e vogliono farlo insieme. Ecco, anche crescere, per esempio, è un bisogno, uno dei nostri più grandi bisogni, un bisogno che in questo momento sembra inflazionato perché tutti si riempiono la bocca col fatto di voler crescere, però alla fine a farlo lo sono in pochi, perché crescere in realtà è estremamente difficoltoso, richiede di mettersi in gioco, di riconoscere le proprie aree di miglioramento e di sforzarsi di cercare di superare i propri limiti dopo averli riconosciuti. È un lavoro che sono disposti veramente a fare in pochi ed è un lavoro che tra l'altro bisogna fare in maniera quotidiana. Non possiamo pensare di occuparci di noi nei ritagli di tempo. Quindi, a maggior ragione, iscrivetevi alla newsletter, perché ogni tanto, in realtà 2 volte al mese, riceverete qualche cosa da me di importante, di originale, perché ripeto, sono tutte newsletter che scrivo io parola per parola e che avranno il compito, l'ardire, l'obiettivo di farvi riflettere un pochettino, con la possibilità di commentare, perché non voglio che sia la solita newsletter che vi arriva e poi non ci fate niente o non vi voglio vedere passivi in questa cosa, no? In questa relazione. Le newsletter che mando io possono essere commentate, possono creare un vero e proprio dialogo tra di noi e con gli altri utenti. Quindi, insomma, non potete evitare di iscrivervi perché è veramente una figata. Un abbraccio a tutti, ciao!